Porzhus è una frazione del comune di Atimis ed è uno dei tanti paesini delle Prealpi friulane. Le malghe di Porzhus sono conosciute a livello nazionale per il famoso eccidio dei partigiani della Brigata Osopo che è avvenuto nel febbraio del 1945. Partigiani che sono stati poi sepolti nel Bosco Romagno, come abbiamo ricordato anche sul video che trovate nella scheda sopra. È conosciuto però anche per un evento mistico avvenuto nel settembre del 1855. Si tratta della nota apparizione della Madonna alla piccola Teresa Dus, una bambina del paese che non aveva ancora compiuto 10 anni. La prima apparizione è avvenuta nel Prato della Dolina, dove 30 anni dopo è stata costruita la cappella che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Le successive apparizioni invece sono avvenute nella chiesa del paese.
dal maligno mi salvamo al tuo santo altare, ma presso, oh Signore, mia gioia e mio amore. Dio dello Spirito Santo sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente la Santa Messa, i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, come pensieri, parole, opere e omissioni, per la mia veramente, e supplico la Beata sempre Vergine, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Signore, che non sei venuto per condannare, ma perdonare. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Cristo, Signore, che perdona e doni molto a chi è eleito. Perdoni i nostri peccati, ci conduca a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria in te. Signore, Dio Padre, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, tu che togli i peccati, togli la nostra sì, Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo santo, Signore Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che con il tuo spirito di adozione, le tenebre dell'errore, siamo sempre luminosi nello splendore della verità. Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vivere dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro di come si era in tutte le volte, in seguito tutte le volte passava, ella disse a Maria, io so che il mondo Dio sta, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, di muratura, mettiamoci un candeliere, così venendo da noi vi si potrà ritirare. Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Che cosa si può fare per lei? Gessi disse, purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio. Eliseo disse, chiamala. La chiamò, ella si fermò. Allora disse, l'anno prossimo in questa stessa
stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione farò conoscere con la mia voce, perché ho detto, è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Canterò per sempre l'amore del Signore. Beato il popolo che ti sacra amare. Camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia. Canterò per sempre l'amore del Signore. Perché tu sei lo splendore della sua forza, e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re, del Santo di Israele. Canterò per sempre l'amore del Signore. Dalla lettera Fratelli, non sapete che quando siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, la morte non ha più potere su di Lui. Infatti Egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Voi siete stirpe eletta, nazione santa, proclamate che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlio più di me non è degno di me. Non conosco, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la ritroverà. Chi accoglie voi, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. È un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta. È un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un
meritabili, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gran parte che sto facendo è presentata nella chiesa di Dio, e poi penso di averla proposta anche qui il giorno dopo, perché di solito la predica che fa ora Chiruso, e qui anche se cambiando qualche parola o qualche, ecco, l'ho scritta e predicata, quindi dura il 2 luglio 2017, quindi 7 anni fa. L'ho riletta appunto in questi giorni, come faccio, e mi è sembrata se l'avessi scritta ieri sera, per una impressionante attualità di quello che sta succedendo ai nostri giorni, con quello che stava succedendo. Vi presento appunto alcuni di questi perché, lasciando poi a voi evidentemente il giudizio di saper giudicare se ho scritto bene o se voi siete di un altro parere. Scrivevo, nella parola di Dio, soprattutto la prima e la terza lettura, si tratta del tema della accoglienza dello straniero. La lettura appunto è nel Vangelo, l'aiuto al bisognoso. Chi ha seguito in questi giorni fino a ieri sera la TV, ho letto qualche giornale, sa delle migliaia e migliaia di emigranti, il tutto creando un regime di malumore, di proteste a tutti i livelli. Lo stesso Presidente della Repubblica Mattarella ha detto che se continua così sento una mossa dell'Europa che sembra insensibile, la situazione diventa mi chiedevo nel 2017, dove la mettiamo? Come affrontiamo l'insegnamento della ospitalità che ci è stata proposta dalla parola di Dio? Dalla prima lettura del Vangelo di oggi, credevo imbarazzato. Da un lato c'è il Signore che possiamo sintetizzare nella rivolta al popolo ebraico. Tu amerai il forestiero come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri in Egitto. E dall'altro lato sento il peso del grande problema dell'accoglienza, in un momento difficile per l'economia italiana, per la tanta povertà anche nel popolo italiano, 7 milioni di poveri, e per la tanta gioventù senza lavoro. Che fare? Ecco il dilemma. Così scrivevo nel 2017. Proviamo a pensarci. Non so se voi avete sentito la TV ieri sera e due giorni fa. Si sono incontrati a Bruxelles i capi di Stato dell'Europa, della UE. Non hanno trovato
un accordo comune per l'accoglienza degli emigranti, contraria alla Polonia e l'Ungheria. Ieri sera, sentendo un pochettino, un dibattito a non finire tra politici italiani, uno pro, uno contro. Ecco, veramente, quando ho riletto questa predica fatta 7 anni fa, ho visto una impressionante attualità. E allora resta il problema: che fare? Allora io non posso fare il politico, non sono un politico, non so niente, però a quel tempo mi erano venute in mente alcune proposte che ripeto anche in questo momento, guardando il tutto sotto l'aspetto evidentemente puramente cristiano, ciò che per TV non dicono mai di questo. Innanzitutto anche ai nostri giorni preghiamo. Preghiamo per i vari governanti delle nazioni, perché non guardino soltanto all'interesse del loro popolo, che tanti pensano soltanto al loro popolo. Auspichiamo poi che ci sia la collaborazione fra le varie autorità nazionali ed internazionali per far conto, per combattere i tanti trafficanti di queste mani di poveri. Augurare veramente 20 mirate funzioni per affrontare questi enormi problemi. Ecco, questo dicevo 7 anni fa. E poi aggiungevo anche una domanda: e noi cittadini che stiamo a guardare e diciamo che ce la pensino loro i politici? Possiamo fare qualcosa anche noi nel nostro piccolo? Se non è politica. Ecco, allora, e lo confermo anche in questo momento, ciascuno di noi per interesse a queste persone, a questi problemi, e nel limite delle nostre possibilità sapere offrire, come ha detto il Vangelo oggi, anche un d'acchine, cioè a fare piccoli gesti di amore. Tutti possiamo fare, sapendo che ogni gesto di amore fatto e donato agli altri è donato a Gesù. Ce l'ha detto Lui e ce lo ripeterà un giorno nel giudizio universale. Venite benedetti nel regno del Padre mio. Mi avete dato, ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero ospitato. Ecco, con una pizza che ho improvvisato ieri sera a Racchiuso, durante il credo. Avevo di fronte a me Federico, il nostro catechista, 50 anni. E dico: scusate, ecco, vi dico quel che ho fatto per la altrimenti, ecco, faccio Federico, che mercoledì parte per il Brasile. Ma per dare in una delle tante bidonville delle grandi città. Io ci sono stato a Buenos. Se non si vedono quelle realtà non si crede alla
miseria che c'è nel mondo. Nelle favelas lì si tocca con mano la miseria, la povertà. E Federico non a Legnano, Bibione o altrove, ma in una delle favelas del Brasile. Poi Federico, certamente avrai l'occasione di dare più di un bicchiere d'acqua a qualche povero. Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili. Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti. Da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per me cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salute, scesi dal cielo. Oppure crocifisso per noi sto Ponzio Pilato, morito sepolto, terzo giorno è risuscitato, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi morti. È il suo regno ora, che è santo, che è Signore. E con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, che ha parlato per mezzo dei profeti. Credo una santa, cattolica, apostolica, professa per la risurrezione dei morti e la vita. Fratelli e sorelle, eleviamo la nostra bene che ci esorta a vivere una vita nuova secondo la parola del suo Figlio. Diciamo insieme: Padre, ascoltaci. Padre, ascoltaci. Padre, ascoltaci. Padre, ascoltaci. Padre, queste, o Padre, sono le suppliche che abbiamo alla tua bontà. Accettale, purificale ed esaudiscile. Per Cristo nostro Signore. La pagina 18. A te, Signore, leviamo. Benedetto sei tu della tua
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Fu Dio che per mezzo di segni sacramentali compì l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere di salvezza. Rendere grazie sempre ed in ogni luogo per Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato gli uomini da mandare il tuo Figlio come Redentore a condividere in tutto fuorché nel peccato la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio ed in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza di tutti gli angeli e santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, i cieli e la terra. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione di tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo del sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, anche i non vito e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto,
di noi tutti abbi misericordia, conduci per parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli, i nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Sant'Andrea Apostolo, San Silvestro Papa, San Luigi Scrosoppi e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo allora, come Gesù ci ha insegnato, oggi perché il Signore illumini l'intelligenza dei governanti, perché possano trovare accordi comuni appunto per il bene di tutti coloro che ne hanno bisogno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, da tutte le pandemie, da tutte le guerre. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Assieme, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, e la pace del Signore sia sempre con voi. E nel nome della Santissima Trinità auguriamoci pace, bene e salute. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi che siamo invitati alla mensa del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno, e io sarò salvato. Alla pagina 34, come bello, Signore, stare insieme. Come bello, Dio, stare insieme.
Domenica prossima la Santa Messa sarà celebrata alle 10:30 per la seconda Messa dell'ammalato. Sarà presieduta da Don Bodgan, sacerdote sloveno di Nova Gorica. La Messa sarà in italiano-sloveno e viene anche con un piccolo gruppo di cantori della sua parrocchia. È abituato in queste circostanze anche ad amministrare il sacramento dell'olio degli infermi, che possono ricevere tutti a tutte le età, se uno è ammalato, evidentemente, oppure anche se uno è sano oltre i 65 anni può ricevere l'olio santo. Ecco, questo è un suo desiderio perché è abituato così in queste circostanze. È che è la prima volta che viene fatto qui in questa chiesa. Ecco, allora, a 10:30, seconda messa dell'ammalato, domenica prossima. Preghiamo. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali, la Divina Eucaristia che abbiamo offerto e ricevuto, sia per noi il principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. O Vergine Santa, tu apparisti alla piccola Teresa d'Us in un anno che ha conosciuto un terribile morbo, il colera, che ha ucciso milioni di figli tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Porcius hanno pianto la morte di alcuni loro parenti e amici compaesani, invocando la tua materna intercessione. Tu li hai ascoltati, liberandoli da quel terribile male, ed essi riconoscenti ti hanno invocata Madre amorevole. Come segno del loro perenne grazie, ci hanno lasciato questa tua dolce immagine, chiamandoti in firmorum, salute dell'inferno. Anche noi, guardando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio, nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberaci dai tanti mali morali e spirituali che insidiano la nostra fede in Dio, ma proteggici anche dai tanti mali fisici, dalle tante malattie che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari e delle nostre comunità. Donaci la tua filiale confidenza a volere del Padre, sì da poter dire sempre come te, si compie in noi, Signore, la tua santa volontà. Così sia. E per i meriti e l'intercessione della Madonna della Salute, di San Giuseppe suo sposo, benedica Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Alla pagina 108. Sui monti venisti in questa domina, parlasti d'amore, o Madre
domenica, buona settimana. Portsous è una frazione del comune di Atimis ed è uno dei tanti paesini delle Prealpi friulane. Le malghe di Portsous sono conosciute a livello nazionale per il famoso eccidio dei partigiani della Brigata Osopo che è avvenuto nel febbraio del 1945. Partigiani che sono stati poi sepolti nel Bosco Romagno, come abbiamo ricordato anche sul video che trovate nella scheda sopra. È conosciuto però anche per un evento mistico avvenuto nel settembre del 1855. Si tratta della nota apparizione della Madonna alla piccola Teresa d'Us, una bambina del paese che non aveva ancora compiuto 10 anni. La prima apparizione è avvenuta nel Prato della Dolina, dove 30 anni dopo è stata costruita la cappella che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Le successive apparizioni invece sono avvenute nella chiesa del paese. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in una crocetta di circa 3 centimetri di colore oro. Nonostante i genitori e anche altre persone incredule avessero cercato di cancellarla sfregando e lavando, la crocetta dorata risultava assolutamente indelebile. Poco tempo dopo, a causa di un'epidemia di colera, Teresa è rimasta orfana. Fu portata così a Udine, nella casa delle derelitte di Don Luigi Scrosoppi, il prete friulano che nel 2001 è stato dichiarato santo da Giovanni Paolo II per l'esempio di carità che ha testimoniato in favore delle tante bambine orfane a causa di queste epidemie che allora imperversavano in Friuli. Qui la giovane, nonostante i problemi di salute, nel 1867 inizia il noviziato e diventa una suora della Provvidenza con il nome di Suor Maria Osanna. Muore però giovanissima di tubercolosi il 17 agosto del 1870 e le suore della sua comunità hanno testimoniato che la croce dorata, che era sempre ben visibile sulla sua mano, con la morte è diventata di colore bianco. Chi volesse approfondire questo avvenimento lo può fare documentandosi su internet o leggendo uno dei vari libri che trattano di questa apparizione.
Il silenzio e la tranquillità del paese nel primo mattino viene interrotto dal continuo arrivo di automobili e di persone. Oggi, infatti, 16 agosto 2020, si fa memoria dei 150 anni della morte di Teresa d'Us, Suor Maria Osanna, e nella chiesa parrocchiale si celebra una Santa Messa solenne a cui partecipa la comunità locale, ma anche molti pellegrini e devoti che arrivano da ogni parte del Friuli e non solo. Il Vangelo di questa domenica che il diacono ci ha appena letto. La Santa Messa è presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Andrea Bruno Mazzocato con l'assistenza e la presenza delle Suore della Provvidenza, di Don Vittorino e altri religiosi e religiose devoti alla Madonna di Porzus.